e soprattutto, a differenza di quando manifesta qualcun altro, decine di migliaia di persone, non una carta a terra, non una vetrina imbrattata, non un'auto distrutta, non un poliziotto aggredito. È così che si manifesta nei paesi civili. Cominciamo con gli interventi. Cominciamo anche perché abbiamo una ventina di minuti prima che la coda del corteo arrivi in Piazza Duomo, perché ci sono ancora migliaia di persone che stanno camminando per Milano e che non troveranno spazio in questa piazza, e qualcuno domani dirà magari su qualche giornale che eravamo in pochi. Il pensiero peggiore a quei giornalisti che non sono in grado di fare il loro mestiere. E il vostro applauso sul palco ai 200 sindaci della Lega che amministrano per la loro gente e non vogliono mosche, campi rom o profughi in albergo a casa loro.